Sono l'Interpiana di Cittanova ed il Sapri che militano nel campionato di Serie D Girone I, le due squadre di calcio sequestrate stamani dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con la collaborazione dei Carabinieri insieme ad altri beni per un valore complessivo di 190 milioni di euro. I beni, secondo l'accusa, erano riconducibili alla cosca pesce di Rosarno, che avrebbe utilizzato le due formazioni per accrescere il proprio consenso sul territorio. Giornata di sbarchi a Crotone, è giunta al porto un'imbarcazione con a bordo 33 immigrati clandestini, tra i quali 2 donne e un bambino. Il natante, rimasto senza carburante, è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto e rimorchiato fino al porto. La polizia ha individuato i presunti scafisti, 2 uomini di nazionalità greca. Ennesimo incidente mortale sulla strada statale 106 nel Crotonese, nei pressi del centro di accoglienza per immigrati Sant'Anna di Isola Caporizzuto. Un giovane extracomunitario, presumibilmente di nazionalità somala e ospite del CDA, è stato investito nella tarda serata di ieri da una Citroen ed è morto sul colpo. Sono stimate in 43.000 le presenze attese per il periodo pasquale nelle strutture ricettive calabresi. Il dato emerge dalle tendenze elaborate dalla Regione Calabria interpellando 400 operatori della filiera e sulla base del confronto tra le prenotazioni al 14 aprile e quelle dell'analogo periodo dello scorso anno.